Un grande evento culturale e istituzionale con un significato che supera il contingente, toccando le radici di una storia finalmente condivisa e completamente europea. Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, sottolinea così l'evento che a Re di Puglia accoglie il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e le altre autorità al Sacrario Militare per il concerto in onore dei caduti di tutte le guerre. Diretto dal maestro Riccardo Muti, apertura ufficiale delle celebrazioni che l'Italia dedica al centenario della Grande Guerra. Raccogliendo la testimonianza di tutti i caduti, ha detto ancora Serracchiani, ci impegniamo a tenere viva la fede in un futuro di tolleranza e fratellanza fra popoli e persone. Il Friuli Venezia Giulia, la nostra terra, si presenta oggi con una fotografia di pace, dopo aver conosciuto la guerra, dopo aver vissuto nel suo passato sofferenze e tragedie. Serracchiani, insieme al ministro della Difesa Roberta Pinotti, attende e saluta i presidenti della Repubblica di Slovenia Pahor, di Croazia Josipovic e il presidente del Consiglio federale austriaco Kožušník. Presenze, dice Serracchiani, segno del cammino di pace che l'Europa ha saputo compiere e che la nostra regione, speciale anche in questo, ha da sempre accompagnato con una politica di cooperazione transfrontaliera perseguita tenacemente. Poi gli inni nazionali lasciano il posto alle note del Requiem di Verdi che avvolgono il Sacrario, luogo simbolo, dirà ancora Deborah Serracchiani, della tragedia che sconvolse l'Europa un secolo fa, luogo di raccoglimento e di memoria e sempre più monito contro tutte le guerre. La serata scivola via tra emozioni forti e la macchina organizzativa non ha sbavature. La Regione riceve i complimenti del Colle per la perfetta riuscita dell'evento.